C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, il nostro Lattanzio Gambara ha dipinto la dea Cerere in questo modo. Restate qui che ve lo raccontiamo, poi il proverbio in dialetto. Dell'affresco di Lattanzio Gambara non si conosce l'originaria collocazione, essa rappresenta Cerere, la dea della terra e della fertilità, qui presentata come allegoria dell'estate. La divinità è raffigurata distesa con una cornucopia di spighe di grano in compagnia di un puttino che regge un ramo carico di frutti. La scena era chiusa all'interno di una cornice dipinta e doveva essere parte di un fregio comprendente probabilmente le altre stagioni. L'opera è collocabile nella fase di maturità dell'artista. Anche oggi siamo al bar Pasticceria da Guido a Borgo Satollo, proprio di fronte alla chiesa, prontissimi con il nostro motto: poco brigata, vita beata. Questo è facile, famoso. Entriamo. Cioè vuol dire che quando si è in pochi si è più tranquilli, più rilassati, si può dialogare di più, si può... Sì, è vero così. Ma quindi lei col nipotino è la vita beata, perché in La poco... vita beata, nipotino e marito e via. Sì, questa è la sua compagnia La ideale. mia compagnia ideale è mio marito, mio nipotino. Dovremmo chiedere pure a suo marito se è la stessa cosa. Quando ci troviamo con le sorelle, ovviamente ci troviamo benissimo noi tre, una buona chiacchierata E lì spettegules. e spettegules. Ah beh, quello non manca mai. Pierina, la signora Pierina, davvero secondo lei è vero questo proverbio? Oddio, penso di sì, penso di sì, perché qua anche se è troppo, è troppo. E lei che fa? Viene al bar per trovare la poca brigata o la tanta brigata qui al bar? Vengo al bar perché non è tanta brigata, però è anche piccola, che è molto bella piccola, che tutti insieme qui si conosce, si sta bene. Accurata e selezionata. Sì, questo sì, è vero. Dopo stiamo qui, facciamo due chiacchiere e ecco è finita la nostra festa. Signora Giuseppina, poca brigata, vita beata, vero o falso per lei? Per me è falso perché a casa mia c'è sempre gente. Ma come sempre gente? Chi gliela Ho sempre porta? figli, ho 4 figli con i nipotini, dunque anche come oggi siamo in 13. 13? In 13 persone a tavolo sempre. Dunque per me è poco, essere da sola mi manca, preferisco essere in tanti. La faccia della poca brigata, caspita, sempre così, che bei numeri insomma. Sempre. E lei devi far da mangiare per tutti e preparare. Sì. Beh, allora si goda questi momenti di tranquillità sì, qui. per quello sì, altrimenti sarei sola perché sono vedova, se sono sposati e vanno via, io cosa farei a casa? Insomma, se vuoi vengo anch'io ogni tanto, per riempire un po', tanto non se ne accorge, uno più, uno meno. No, per l'amor del cielo, che ne ho già abbastanza dei miei, sai perché? Poca brigata, vita beata, meno siamo e meglio stiamo, oppure è sempre bello essere circondati da tanti amici, tantissime persone, meglio pochi o tanti? Decidete voi, noi questo vi abbiamo raccontato oggi. Alla prossima, ciao!